Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Con 5 secondi. No! No! Mouse volevo metterla in... Ciao a tutti amici di Mattoscacco, siamo qui per giocare ancora online, siamo con Andrea, lo vedete da un bellissimo paesaggio mentre noi siamo intossicati nella nebbia, nel traffico, i grandi maestri possono godere di climi migliori. Buongiorno a tutti. Oggi, visto che speriamo che sia piaciuta la versione dove abbiamo un minuto a testa per gestire la partita, la vogliamo riproporre perché ci passiamo ogni minuto il timone della nave, sperando Che non affondi. che non affondi, sperando che non affondi contro un iceberg. Quindi giocheremo senza incremento, il che potrebbe essere qualcosa di cattivo, no? Perché di solito la maggioranza delle partite la perdiamo di tempo, no? Esatto, quindi velocissimi dovremmo essere. Sì, sì. Adesso quindi potremmo giocare 5 minuti, no? La partita a 5 minuti, senza incremento. Provo a mettere dei limiti di elo oppure no? Cosa ne Sì, pensi? sì. Magari qualcosina. Ok, vediamo se riesco a trovare un avversario. Ok, hanno accettato. Ok. Ok, C4. Ok, allora adesso facciamo Quello che vuoi. facciamo una strategia simmetrica. Proviamo a imitare l'avversario. Adesso Ok. poi ti passo Sì, sì. il link della partita. Adesso, ok, provo a imitare il mio avversario. Ci sono. Interessante, no? Ok, ha giocato E3, adesso giochiamo E6. Ah, tra l'altro un italiano, stavo vedendo. Magari segue anche lui Mattoscacco. Troppo. È ora di cambiare, no? Ah, Vediamo. Ah sì, proviamo a fare però qualcosa stavolta ti copia lui. in altri settori della scacchiera. Che ora giochiamo B6. Che copione. B7, ma tra tutti e due. No, tristi i binari su cui si sta svolgendo la partita. Però H3 non so bene a cosa sia servita. Ok. Ok, tocca a te. Sì, è sempre sul Ti momento passo, più ti passo bello. il timone. Sempre sul momento più interessante. Ehm, Torre 8. Ok? Non può essere male. Torre sulla colonna aperta. Donna di 7. Ok. Az. E allora... Cosa fare? Cosa fare? E allora catturiamo in D4 con... Dicono che un pedone sia un pedone, no? Sì. Ecco l'alfiere, no? L'alfiere, ok.
Però l'alfiere in fianchetto è sacro di solito Lo in queste lo posizioni. so, sì, penso, sì, comunque poi sarebbe Però cambiato lo stesso, no? Forse no. non lo so, non Ecco. lo so. Il dado è tratto. Ok. Ah, scusami, No, mi no, sono vai, permesso di adesso mettere la vai premura. tranquillo, tranquillo, tocca a te praticamente. Tocca a me già, ok. Però adesso potrà recuperare il pedone. Però ok. Adesso però non è facile, perché recupera il pedone e una volta che ha recuperato il pedone il suo cavallo potrebbe essere attivo. Ascolta, facciamo così. Gioco cavallo e6. Allora lui Mm, catturerà in D5 e cambio il cavallo in D5 perché mi dà fastidio. sì. Ok, a questo punto cambiamo. Torre di 8. Ecco, che bel finalone che è uscito fuori. Ti piace? Insomma. G7, non si sa mai. Perché non ti piace il finale? E poi con questo minutaggio gli errori per me sono sempre dietro l'angolo. Ora regola base del finale, attivare il reno. Se Sì. attiviamo adesso e seguiamo queste regole non dovremmo stare peggio. Che ora giochiamo, non so, torre 7 per dire. Magari poi giochiamo torre D7. Interessante. Ora speriamo che faccia re F3. Se facciamo cavallo D4. Vince. Ok, ora giochiamo torre C7. Noioso. Mm, 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 mm. Torre C3 scacco. Torre C3. Però così si attiva il re. Perché fa nulla. Mm. No, vabbè, però no. Le torri C5. No, scusa, sì, C5, sì. Torre C5. Ok. H5. Interessante. Secondo te qual è il risultato più probabile? Penso una patta, però dipende, dipende cosa faccio in questi 40 secondi. La sconfitta di tempo, magari? Scacco con la torre in F5 Torre F5. e Ok. poi ritorniamo scacco, riscacco ancora se va in F3. Ah, così proprio. Ah, tu ci vuoi Vuoi vattare? tentare? Tentiamo, dai, tentiamo. Andiamo in C5 con la torre. In D5 pensavo anche. Ah, Per cambiarle. No, però no, per avere il re un po' più attivo, però è sempre fare. E dai, però qua ci si diverte. tu ti diverti, io muoio d'ansia. Mm, A5 è brutta, A5. Fa ridere che me lo chiedi come se sia la risposta pronta. Boh. Evita la ripetizione, però. Non so se è un bene o un male, per ora evita Ok, la ripetizione. ok, scacco al re. Non mi hai detto dove? In C3. Ok, sicuro? Ok, scherzo. Non ho idea qui, catturiamo. Oh, quindi catturi Sì. e andiamo. Magari va bene. Ok, non lo so. Va Ecco, bene, sì. Ah, a vediamo parte sì, come. tocca a te, meno male. Ok, vediamo un po' cosa fare. Vediamo qua. Cosa ti vuoi inventare in questa situazione? Non lo Boh, so, non è facile fare qualcosa cosa qua. tiri fuori dal cilindro magico? Vabbè, il cilindro magico. Insomma, molto difficile qua fare qualcosa. E il 4, ora già giochiamo che cosa fare.
Andiamo a vedere F6. Remove. Ok. Ah, tu dici che arriviamo in Zugzwang? No, non dico nulla. Eh beh, sì, no. Ok. Non so se devo fare Perché se si fa questo F5... e non so se è stata una buona decisione. Però bisognerebbe calcolare tutta questa cosa, ma non so. Difficile. Mm, mm, mm. Ah, ok, ok. Oh, Uh! incredibile! Vai Andrea, spingi! Pazzito! Gioca Pazzito! sul tempo, gioca sul tempo. Gioca sul proprio... Grande donna H8, mossa Come si fa? C'è una follia a giocare per vincere così. grande. Deve fare patta. Grande, Bisogna sempre giocare sulla posizione, non sul tempo. grande, grande, grande. Vediamo come lo chiudi. Fa ridere le cose che dai per scontate. Come lo chiedi? Con 5 secondi. No! No! Mouse sleep. Volevo metterla in... Sto male. Non c'è tempo. Buona. Uh! La donna che è sfuggita in C4. Penso che sia stato il finale più bello che abbia mai visto in vita mia. Ma sai che la donna voleva metterla in C3, c'è stato il mouse sleep. Sì, sì, sì. E lui che non se n'è accorto è stato fantastico. Fortuna, ora complimenti, comunque era una bella partita. Complimenti al nostro avversario. È stata una partita molto interessante. Non so se vuoi vederla. Sì, sì, vediamola, vediamola. Due errori, dice. Si va su analisi o si va su revisione partita? È uguale, eh? Andiamo su analisi. Sì, andiamo sempre in analisi. Che... C4, teniamo il motore per l'analisi, no? Poi Sì. qua tutto simmetrico. No, comunque è stato molto bravo. No, l'unica cosa è giocare sul tempo. È che quando uno vuole poi metti il turbo se è già matematico, no? La vittoria. Certo. Questo è il problema. Avrebbe dovuto fare patta lì. Perché qua, sì, H3 non gli piace, no? Il motore. H3 non è... Sì, Ok. questa. D5. D4. Cavallo F5, cavallo E2, torre 8. Ecco qua, sì, donna di 6 a volte potrebbe risultare un pochino mal piazzata, no? No, donna di 7, Donna di scusami. 7, sì. Cioè, perché quando quello che mi dava fastidio... E qua alfiere per D4 va bene, però andava bene... Ah, qua ho sbagliato io, qua avevamo cavallo B5, mio errore. Cavallo... Sì, perché poi c'è un doppio in C3, non l'avevo visto. Solfiere per D5, Ah, ok, cavallo ok. C3. Sì, qua non l'ho visto, scusami. No, 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 beh. Avremmo potuto, quindi non può mantenere il pedone in Sì, più e sì, per sì. l'effetto Sì, vero. avremmo avuto un pedone in più. Cioè non può riprendere in 5 per l'effetto, avremmo avuto un pedone in più. Sì. Questo finale è molto pari, ovviamente si può fare patta sempre. E poi qua alla fine hai cambiato le torri qui, le avrei tenute un po' Ok, per... ok. Però è patta, patta comunque, no? No, questo finale è molto pari, no? Cioè non si può fare nulla, penso. Sì. E qua deve fare patta lui, ovviamente, no? Però, ok, qua. Per me pensava che avesse tempo, però no. Qua... Sì, qua la donna C4 in presa. No, è che volevo mettere, non so, la donna in C3 per tagliarlo fuori, però mouse slip è una S4, è incredibile che non l'abbia presa. Qua. Meglio, Questa. meglio. E qua bisogna
sapevamo se andava in A5 o in B7. Certo. Fine è andato in A5. Ok, è andata bene, no? Alla fine. Ottimo, 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 ottimo. Sì, un po' Sì, sì. stavolta per un secondo, no? Secondo, Bene, virgola uno. io direi non sfidiamo ulteriormente la sorte. Sì. Non sfidiamo ulteriormente, per ora è andata bene con questa modalità, troveremo altre Esatto. modalità poi in futuro. Esatto. Va bene ragazzi, spero che vi siate divertiti. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!